Allora, stiamo parlando di diversi aspetti del mondo del lavoro e appunto la segretaria diceva la madre di tutti i problemi è un lavoro non retribuito equamente e la precarietà, l'instabilità. È sempre una partita di giro del denaro, ti danno oggi per togliere domani. Infatti se fosse così semplice forse qualcuno l'avrebbe fatto prima. È tutto complicato, quello che commentava lei. Infatti, allora, sanità e welfare, vediamo l'altra slide. Voi richiedete praticamente un potenziamento occupazionale per quel che riguarda l'ambito della sanità, finanziamenti al sistema di istruzione e formazione, maggiore sostegno alla non autosufficienza, incremento dei finanziamenti al sistema sociosanitario pubblico per garantire il diritto universale alla salute. Cosa vuol dire finanziamenti al sistema di istruzione e formazione? Fanelli, poi maggiore sostegno alla non autosufficienza, invece Cestaro. Vuol dire che dobbiamo smetterla di tagliare i fondi destinati all'istruzione e alla formazione, visto che in questo Paese contemporaneamente ci lamentiamo che non ci sono abbastanza giovani con le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro. Allora, invece di tagliare i fondi per l'istruzione dovremmo farli crescere, invece di tagliare le aule, di tagliare le classi, forse dovremmo ridurre il numero di alunni per classe e in modo da rendere più efficace e più efficiente il livello di istruzione. Vuol dire intervenire sui sistemi, come dire, dell'istruzione, sul riconoscimento economico anche degli insegnanti, che ricordo sono i peggio pagati in Europa, e quindi riconoscere il valore sociale del mondo dell'istruzione, che è quello che forma i cittadini e le cittadine di domani. Se noi invece pensiamo di fare cassa e di tagliare su quello che è il cuore del futuro del nostro Paese, forse non abbiamo capito molto bene dove vogliamo andare. Bene, certo. Maggiore sostegno alla non autosufficienza, Cestaro. Beh, anche questa è una battaglia antica, in particolare del sindacato dei pensionati, perché la cosa, diciamo, che abbiamo visto, insomma, è la situazione drammatica nella quale versano le famiglie che abbiano in casa una persona non autosufficienza. Cioè contributi, diciamo, pubblici zero, cioè la famiglia si deve arrangiare. Ora, su questo credo sia stato forse l'ultimo atto del governo Draghi. Il governo ha prodotto una legge quadro appunto sulla non autosufficienza, finalmente rispondendo a una battaglia, ripeto, antica del sindacato, in particolare dei sindacati dei pensionati, perché insomma è facile comprendere, insomma, certo, che diciamo quelle fasce di non autosufficienza riguardino prevalentemente gli anziani. Quindi un risultato importante del governo Draghi, che adesso, diciamo, quella norma deve essere finanziata, perché insomma definisce delle norme, diciamo, di indirizzo, come tutte quante le leggi delega, poi deve essere praticata. Lo dico perché questa è una delle nostre, diciamo, punti di intervento più significativi, perché nella fascia, diciamo, della povertà e della difficoltà, quelle famiglie, diciamo, che hanno redditi anche bassi, pensioni anche basse, avere in casa una persona non autosufficiente diventa una tragedia autentica. Si pensi per esempio alle questioni banali di come una persona la sposti, certo, se le abitazioni sono sufficientemente strutturate per sostenere una persona che abbia problemi di mobilità, eccetera. Quindi è un tema molto importante, assolutamente. Importante, sulla quale c'è una nostra grande sensibilità, insomma. Assolutamente. Andiamo velocemente, che purtroppo il tempo vola. Il tema del lavoro, ne aveva già accennato, però voi cos'altro chiedete per il mercato del lavoro, segretaria? Chiediamo un mercato del lavoro che sconfigga la precarietà, che garantisca la possibilità alle persone, a partire dalle giovani generazioni, di programmare il proprio futuro e retribuzioni
come dire, rispettose delle competenze e delle professionalità che vengono richieste, un sistema di formazione permanente, perché oggi il mondo del lavoro, lo sappiamo, cambia velocemente, si rischia di essere messi ai margini del mondo del lavoro molto più velocemente di prima, e affrontare, come dire, attraverso le politiche attive il tema delle transizioni. Certo. Sì, prego. Mi collego a quello che diceva Massimo. Investire nella non autosufficienza vuol dire investire, investire anche per i giovani, investire per il loro futuro, investire in servizi sociali che consentano, come dire, a chi si affaccia anche al mondo del lavoro di sapere che c'è un sostegno che si occupa magari dei loro genitori, e poter così in tranquillità progettare il proprio futuro e anche di farsi una famiglia, perché ricordiamoci che non si fanno più figli non perché non viene dato il bonus quando nasce un figlio, perché non c'è un sistema sociale che supporta le persone nella costruzione del proprio futuro. Chiaro. Io metterei anche subito la slide salute e sicurezza, perché è legata al mondo del lavoro, viste anche gli ultimi dati che sono emersi, tantissimi infortuni e l'incremento anche delle morti e le malattie professionali, e quindi evitare anche le forme di caporalato, ma anche tutto quello che può comportare un non controllo del mercato vero del lavoro, onesto. Mi sembra di essere un disco rotto. La precarietà non garantisce salute e sicurezza, non garantisce formazione e informazione ai lavoratori e alle lavoratrici. L'appalto e il subappalto, aver modificato il codice degli appalti che ha liberalizzato il cosiddetto subappalto a cascata, vuol dire che tra l'impresa che prende il primo appalto e quella che va a fare i lavori, in mezzo c'è un mondo che non riusciamo a controllare in termini di rispetto delle normative, rispetto dei contratti, rispetto e informazione dei lavoratori e delle lavoratrici quando entrano in un luogo di lavoro non sicuro. Se a questo affianchiamo i tagli e le spending review degli ultimi 20 anni sul sistema, sugli enti preposti ai controlli, la situazione si spiega da sola. Ora, la salute e sicurezza non può basarsi solo sui controlli e sulle sanzioni, però senza quella gamba che oggi soffre una carenza di organico davvero drammatica, anche tutto il tema della prevenzione rischia di essere vanificato. Sì. Riforma delle pensioni invece, questa è un'altra richiesta, vediamo appunto la slide, poi vediamo rapidamente, ci saranno anche le politiche per la casa, ma non so se riusciamo ad affrontarle, le politiche industriali, quelle per il mezzogiorno, e quindi vedremo un po' di dato, però questa per la pensione è importantissima. 2 minuti. Diciamo i governi che si sono succeduti hanno fatto quota 100, quota 101, quota 102, la Fornero sta sempre lì. Cioè, nel senso che insomma la legge Fornero sta ancora lì. Ora il ragionamento nostro è questo. Noi abbiamo ormai da 26-27 anni il sistema contributivo, cioè le pensioni costruite sulla base di contributi effettivamente versati, e quindi siamo in grado di vedere l'effetto che ha prodotto, e l'effetto ci dice che questo sistema pensionistico, oltre diciamo a spostare molto in avanti l'età pensionabile, però cosa produce? Produce un effetto positivo per carriere lavorative continue, uno che per 42 anni ha sempre lavorato, e con retribuzioni alte. Per altri invece non è assolutamente mentre per chi ha percorsi lavorativi discontinui, precari, saltuari, intermittenti e trattamenti economici bassi, questo sistema previdenziale li penalizza.
E quindi bisogna riflettere. Allora, il tema della riforma delle pensioni deve partire da lì, da un'analisi dei dati a fronte del fatto che il sistema contributivo ce l'abbiamo lì da 25, 26, 27 anni. E quindi una riforma del sistema previdenziale non può non partire dall'analisi degli effetti che quella norma ha prodotto. Per cui le quote 101, 102, 103, sono eccetera, per carità, avranno alleggerito ancora un po' per una fascia molto ristretta di lavoratori gli effetti pesanti della Fornero, ma quella non è una riforma. No, sono sono palliativi per accontentare un po' una fascia, insomma, molto ristretta di lavoratori, ma se pensiamo a una riforma, la riforma deve considerare un insieme di aspetti, a partire da quello che ho appena detto. Allora torneremo anche su questi temi, siamo giunti al termine della nostra trasmissione, velocemente vediamo la slide che non possiamo proprio, non abbiamo tempo neanche di commentare, che riguarda le altre vostre istanze, politiche industriali e mezzogiorno, che sono comunque temi molto importanti, il nuovo modello di sviluppo con particolare attenzione al mezzogiorno, incentivi alle imprese, condizionati al mantenimento e alla crescita dell'occupazione, quindi resta un tema molto importante, e poi non da ultimo politiche per la casa, piano edilizio di residenziale pubblico, messa a disposizione del patrimonio pubblico di abitazioni inutilizzate, rifinanziamento dei fondi affitto e morosità incolpevoli. Detto questo, con l'ultimissima slide si ricordano ancora le date: 6 maggio Bologna, 13 maggio a Milano, sottolineato, cerchiato perché riguarda la nostra regione, 20 maggio invece Napoli, per una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Io devo salutarvi, vi ringrazio, il tempo è letteralmente volato, ma abbiamo detto tantissime cose, grazie ai nostri ospiti di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori di averci seguito e di aver partecipato, noi naturalmente ci rivediamo presto. Grazie.